Ancora dall'asta donne, Valentina Praticò. Ultimo tentativo per lei a 3,70. Ecco la Praticò al terzo tentativo, a mettere 3,70 all'asticella. Toccafondi, Frontalini, Giocondi, Ferrazzi, Moroncelli e Ciaraglia. (28,05) il passaggio. E vediamo questo arrivo su rettilineo, vediamo. (1,00 e 27). E intanto nel salto con l'asta Francesca Semeraro, 3,80, è il secondo salto per lei in gara. Nettamente sopra. Francesca Semeraro ha un personale di 4,25, la società è l'Atletica Altera Atletica Loco Rotondo, 4,25 realizzato lo scorso anno, il 26 giugno a Rieti, mentre quest'anno proprio qui ad Ancona ha superato il 18 gennaio scorso la quota di 4,12. Bertacchini, terzo tentativo a 1,80.